Quando nel 1981 venne scoperto il nuovo virus dell'immunodeficienza umana, l'HIV, l'opinione generale pensava che la malattia potesse colpire solo omosessuali e tossicodipendenti, una convinzione che è rimasta per molti anni legata ai pazienti affetti da HIV. Ma quello che ora riporta la comunità scientifica va in tutt'altra direzione. Cambia infatti la fotografia del sieropositivo. Non più giovani tossicodipendenti, ma adulti, età media di 36 anni, che si infettano attraverso rapporti sessuali, sia etero che omo, non protetti. Sono maschi soprattutto che hanno attività sessuale con maschi, quasi il 45-50% è questo. È in aumento la popolazione straniera che è portatrice di HIV e viceversa per la popolazione straniera sono soprattutto le donne che sono oltre il 50% ad essere sieropositive. In Italia circa 4.000 persone all'anno contraggono l'HIV, ovvero ogni 2 ore avviene un nuovo contagio e spesso i malati scoprono di essere sieropositivi ad uno stadio già avanzato della malattia. Si stima che nel nostro paese le persone affette da HIV siano tra le 143.000 e le 165.000. A Padova nel 2014 sono stati diagnosticati 11,45 nuovi casi ogni 100.000 abitanti, un trend nettamente in crescita se si considera che l'anno prima ne erano stati diagnosticati 8,58 ogni 100.000 abitanti. A Padova, quanto riportano i dati del centro di osservazione della regione, dicono che vi sia una probabilità più elevata rispetto al resto d'Italia. Se sono 6 per 100.000 del resto d'Italia, a Padova siamo intorno al 12 e rispetto all'anno scorso, che era circa 8,5, c'è stato un incremento. La prevenzione resta la prima cura per l'HIV, insieme a controlli periodici. In occasione del Pride Village di Padova, la Fondazione Foresta Onlus, insieme alla Croce Rossa e all'USL 16, ha organizzato dal 15 al 18 luglio consulenze, consigli e screening gratuiti anonimi negli ambulatori mobili. Uno screening per ricercare la positività per l'HIV in giovani che inconsapevolmente vivono questa esperienza.